Tutti gli scenari concordano su due questioni. Uno è che le malattie croniche, quindi le non infettive, saranno le malattie ancora più presenti, la BPCO, il diabete, le malattie cardiovascolari, l'infarto, ma l'ambiente che porta il paziente in ambulatorio del medico e la casa dove il paziente una volta che venga dimesso viene mandato sono fortemente condizionanti il futuro del paziente, che sarà sicuramente più povero, saranno in aumento giovani e adolescenti con problemi di salute mentale, saranno in aumento le donne con livelli economici più bassi e non solo, come potete immaginare, ci saranno più anziani negli ambulatori, ma ci saranno i più anziani degli anziani, quindi gli ultra ottantenni, ponendo alcune questioni al medico che vuole fare il clinico rilevanti, perché non puoi dare una terapia a una persona che poi va a casa e si trova da solo, si dimentica di prendere le pastiglie, è disabile, nessuno se ne occupa perché non c'è più personale che se ne possa occupare, visto il numero sempre maggiore delle cronicità e delle disabilità. Ecco che quindi la questione cruciale è programmare adesso servizi che dovranno essere messi in atto dal 2030 al 2050, perché ragionare quando arrivano questi problemi e mettere in moto un'organizzazione così importante richiede del tempo che non ci possiamo permettere se vogliamo continuare a fare il bene dei pazienti e quindi dare loro delle risposte in termini di salute.